Precisiamo che è un decreto legislativo del 98, già previsto da tempo, purtroppo non applicato fino ad oggi, e la cosa che a noi fa molto piacere è che a seguito anche delle nostre battaglie quantomeno è stato recepito anche nel piano delle liste d'attesa, quello regionale, e questo è un punto fondamentale di consapevolezza. L'altro aspetto qual è? La procedura da seguire e quindi l'autorizzazione che dobbiamo avere ed ottenere, ed è per questo che stanno nascendo tanti punti a sostegno proprio della procedura, che deve essere corretta. C'è un'istanza da fare molto semplice al direttore generale, dove diciamo che ci siamo rivolti al CUP, ma il CUP, che avrebbe dovuto avere due possibilità, e quindi quella di dare una risposta e fissare una visita nei tempi oppure di metterti in preappuntamento, non l'ha fatto, e quindi ha detto di richiamare, oppure ha detto che le liste sono chiuse, oppure che non c'è disponibilità. In quel caso lì, nel momento in cui noi abbiamo violato il nostro diritto ad essere tutelati nella salute nei tempi previsti dal nostro medico di famiglia, dobbiamo fare questa istanza. Questa istanza va inviata e l'USL ci deve richiamare nei tempi previsti dal medico. Sui 20 milioni di euro che questa regione investe per l'abbattimento delle liste d'attesa, 16 milioni vengono dati al privato convenzionato. Stiamo costruendo un sistema, un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, che indebolisce progressivamente un sistema pubblico che invece ha bisogno di investimenti, di garanzie e di una riorganizzazione profonda. 9 tra le ULSS del Veneto sono in rosso per 465 milioni complessivi di euro, come ci ha spiegato la Corte dei Conti nel suo giudizio di parifica. Una situazione che crediamo debba essere affrontata con strumenti chiari, riorganizzando il sistema e chiarendo il fatto che o si riparte da un sistema pubblico forte dove il privato fa da spalla, altrimenti rischiamo davvero di indebolirlo. Il pubblico non può indebolire se stesso a favore di un sistema convenzionato. Deve esserci un reinvestimento, un focus chiaro su quello di cui hanno bisogno le persone. Credere che ci siano persone in attesa che attendono mesi e anni prima di avere una visita specialistica, credere che ci siano liste d'attesa ancora troppo lunghe, significa dare dignità ai bisogni delle persone, ed è questo che vogliamo fare nel tentare di trovare soluzioni e risposte che non si fermino al diamo i soldi al privato convenzionato. Questo, a nostro avviso, indebolisce un sistema che invece riteniamo debba essere profondamente rafforzato. Chiaramente uno dei temi è quello di avere gli organici funzionanti e a pieno dei medici, come anche degli altri operatori sociosanitari, degli infermieri. Sui medici abbiamo visto come dal 2019 è aumentato del più 84%, sono aumentati i contratti a tempo determinato, e invece dalla fine del 2022 fino agli ultimi dati che ci sono stati forniti c'è stata invece una diminuzione dell'organico per quanto riguarda i tempi indeterminati. Questo impatta, e anche un altro dato, mi scuso, ma è quello comunque del fatto che vengono fatti i concorsi e nei concorsi c'è scarsa partecipazione. Questi tre elementi che ho citato evidenziano come non c'è in questo momento una reale presa in carico dell'organizzazione, che è funzionale e è il primo tassello per abbattere realmente quelle che sono le liste d'attesa, per creare accessibilità vera per i pazienti, per creare reale inclusività, che sono quegli aspetti che servono per dare un contorno, un'organizzazione al servizio sanitario pubblico, e perché la sanità pubblica sia realmente accessibile a tutti e governi quello che è il rapporto comunque poi con le persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Ci sono diversi bug, uno dei bug è l'aspetto del galleggiamento, non abbiamo ancora piena contezza su quelli che sono i dati del galleggiamento. L'altro aspetto è che alle volte si chiama e si dicono l'agenda è chiusa. Molte persone rinunciano a quel punto, vanno direttamente nel privato per conto loro, e quindi quell'aspetto lì viene scarsamente tracciato, non viene quindi resa piena trasparenza su quello che è il dato proprio mancante, su questa specie di buco nero che non riusciamo mai a comprendere quanto nero sia, e quindi quanto quel dato delle liste d'attesa sia da potenziare in senso negativo, quindi sia più lungo, e quindi dove e come riuscire a inserire nuovi medici, soprattutto dargli quella continuità, e ripeto anche da un punto di vista sicuramente economico, ma anche proprio di organizzazione, perché alcuni scappano anche per la pressione, per la responsabilità, vanno poi a fare tra virgolette i gettonisti o vanno direttamente nel privato, quindi c'è proprio una questione organizzativa complessiva, e il bug sta in quei dati a cui non riusciamo ad accedere pienamente come invece dovremmo avere.